Doveva essere una bella vacanza di famiglia, al caldo tutti insieme, approfittando delle feste natalizie. Si è trasformata in una tragedia, per cui la famiglia Cossettini di Tricesimo non si dà pace ed è intenzionata a scoprire perché il piccolo Mattia, 9 anni, non ci sia più. Le foto scattate negli ultimi giorni lo ritraggono in riva a un mare cristallino, felice. Poi l'escursione in barca, un malessere, la visita del medico del resort che diagnostica un colpo di calore. Il bambino sembra riprendersi, ma poche ore dopo la situazione peggiora fino a precipitare. I genitori lo accompagnano di corsa all'ospedale della zona, ma il piccolo Mattia non ce la fa. Mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro, non sappiamo cosa sia successo, sono le prime parole dall'Egitto di Papa Marco. Posso solo dire che questo è un ospedale, per modo di dire, si è perso un bel po' di tempo prima di intervenire. Insomma, qualcosa nell'intervento sanitario potrebbe non aver funzionato, tanto che la famiglia ha chiesto di accertare le cause del decesso e possibili ritardi nei soccorsi. È stata aperta un'inchiesta dalle autorità locali. La famiglia Cossettini si è affidata all'avvocato Maria Virginia Maccari del Foro di Udine, che si è già messa in contatto con l'ambasciata italiana al Cairo. L'obiettivo prioritario ora è avere a disposizione la salma di Mattia per riportarla in Italia prima possibile ed effettuare l'autopsia nel nostro paese. La verità non restituirà il sorriso e la vivacità di Mattia, ma servirà almeno a dare risposte ai tanti dubbi di una famiglia distrutta.